Liberty Day in the most positive way. I think what you are doing is also paying homage to all the sacrifices that was made for the liberty. Io credo che sia davvero meraviglioso che voi possiate celebrare la liberazione nel vostro paese, perché questa giornata rappresenta innanzitutto certamente tutti i sacrifici che il vostro popolo ha compiuto fino appunto a questa tanto aspettata liberazione. And Mr. Bayer has asked me to tell you about the condition inside my country today. Il sindaco ha chiesto, come aveva già fatto stamattina, di parlarvi di episodi, di narrarvi degli episodi concreti di violenza che si verificano giornalmente nel mio paese. But I like to be naughty today. Maybe not listen to you. Ma forse adesso decido di lasciare perdere, non raccogliere questo invito. I want to tell you and share with you some beautiful part of my country. Io piuttosto preferisco parlare di cose positive del mio paese. Because human pain is same everywhere. Whatever religion you are, suffering is same. Perché gli esseri umani sono uguali dappertutto. Qualsiasi sia la vostra religione di appartenenza, la vostra fede, la sofferenza è uguale dappertutto. So I will just say, it is very bad, very bad. People are very living in fear. We cannot trust each other. We are being watched all the time. And we don't enjoy basic human rights. So it's very simple, but very painful, very difficult to experience. Semplicemente noi viviamo nel terrore, non possiamo fidarci l'uno dell'altro e veniamo costantemente controllati. Inoltre ci vengono negati gli elementari diritti umani che invece dovrebbero essere garantiti a tutti gli esseri umani. Quindi è molto semplice da spiegare. So we Tibetan people, very, I think, positive people. I always say, in dark room, if we see small light, very happy. Oh, light. Quindi forse dovremmo soltanto raccogliere quello che c'è di positivo in generale, come una luce che porta speranza in una stanza oscura, per esempio. So I want to enjoy the lights today. Voglio trarre giovamento anch'io, e luce e speranza da questo raggio. And I want to tell you a little bit about Tibetan traditional way of life, Tibetan belief, and since today we are talking about interfaith dialogue, a little bit about Tibetan Buddhism. Dunque oggi preferisco parlare piuttosto della tradizione del mio popolo, del popolo tibetano, del nostro modo di condurre le nostre vite, perché no, visto che siamo all'interno di un dibattito interreligioso anche del buddismo, della nostra religione. We believe that every action has a reaction. Positive action gets positive reaction. Negative action gets negative reaction. Noi crediamo ad esempio nella corrispondenza tra azione e reazione. Dunque a ogni azione positiva, ad ogni reazione positiva ne corrisponde una positiva di reazione, ad una negativa una reazione negativa. So this we call karma. So if you do good karma, you get good karma. Sometimes, maybe not this life, maybe in the next life, better karma. Dunque, questo è il karma in sintesi. E se ci si comporta bene, allora si avrà una reazione positiva. Forse questo ritorno positivo, questa reazione positiva avverrà comunque
e nella nostra prossima vita. And as I talk about rebirth, you have all heard about His Holiness the Dalai Lama. The Dalai Lama today is the 14th Dalai Lama, is the line of the Dalai Lamas. L'attuale Dalai Lama, come sapete certamente, è il 14° Dalai Lama nella discendenza dei Dalai Lama, appunto. For us, Dalai Lama is the Buddha of compassion. Per noi il Dalai Lama è come il Dio della compassione, è il Buddha della compassione. But Dalai Lama tells us, you stupid people, I am not God. I am a simple Buddhist monk. E invece lui ci dice, stupidi, io non sono un Dio, sono soltanto un religioso. But we believe him to be the Buddha of compassion because before he was born, the 13th Dalai Lama leave many letters and instructions where the 14th Dalai Lama is going to be born. Ma noi crediamo davvero che lui sia il Buddha della compassione, nonostante le sue parole. E questo soprattutto perché concretamente il 13° Dalai Lama, il suo predecessore, aveva lasciato delle lettere e delle istruzioni ben precise per poterlo rintracciare. And also in Tibet there is one lake called the Ramanatso Lake, on which it is, we believe, on certain ceremonial days, it is like a huge mirror, like a huge photo where you can see. In fact, in this case, you could see the house in which the Dalai Lama was going to be born. You could even see his dog, the family dog, moving around. Secondo la nostra tradizione c'è un lago nel mio paese, nel Tibet, e noi crediamo che in questo lago sia possibile vedere delle immagini ben precise che faccia come da specchio. Ad esempio, secondo la nostra tradizione, lì è stato possibile vedere dove esattamente si trovasse la casa in cui sarebbe nato il futuro Dalai Lama. After the house that was shown in the lake and the child, little Dalai Lama, was found, Dalai Lama had to go through many tests